A tavola con Tomassi di Lampedusa. Oggi il Festival della Strada degli Scrittori si avvia alla sua sesta tappa. È l'ultima occasione per sperimentare la formula della cena letteraria che ha tanto divertito e emozionato nelle precedenti tappe legate agli autori della Strada degli Scrittori. Un appuntamento che si preannuncia affascinante e maestoso come i protagonisti del Gattopardo, a cui ancora una volta saranno affiancate le performance teatrali con la compagnia della Casa del Musical di Marco Savatteri. E si continua domani, giovedì 15, a Palazzo Ducale, sempre a Palma di Montechiaro, con la mostra fotografica Andrea Camilleri, Vigata e lo sbarco degli alleati sulla strada degli scrittori e spettacolo a cura di Calogero Conigliaro. Poi inaugurazione personale di pittura del maestro pittore Michele Spinelli, a cura della Proloco di Palma di Montechiaro. Ed ancora inaugurazione della mostra Alza il volume, una galleria di libri scritti da palmesi. Talk letterario La via oltre la strada con gli autori locali e degustazione di vini a cura dell'AIS. Sabato spettacolo musicale Sicilia Musica e Letteratura del gruppo di canto popolare favarese in piazza Matteotti. E domenica 18 giugno sulle orme di Tomassi di Lampedusa, itinerario turistico letterario a cura della Proloco di Palma di Montechiaro ed in serata spettacolo processo all'articolo 4.